Padre Gonzalo, è un momento importante in cui si parla di eutanasia, si parla di suicidio assistito, si parla di una legge che in qualche modo deve dare indicazioni a una società che chiede tante risposte. La risposta della Chiesa è certamente diversa da una risposta laica. La sua risposta qual è? La mia risposta, che la do in quanto uomo di chiesa, ma anche in quanto uomo che ha una testa e cerca di pensare con la mia testa, è che bisogna rispettare fino in fondo e coerentemente la dignità della persona, che è una dignità che non si perde mai. Quando si dice che una vita è indegna, eccetera, si sbaglia in modo radicale. Ogni vita è degna di essere vissuta e ogni vita e ogni persona è degna di rispetto. Rispettare la persona significa in questo campo due cose. Una, non torturarla inutilmente con accanimenti terapeutici sproporzionati, perché quello non rispetta la persona. Due, non ucciderla, perché l'eutanasia è un atto uccisivo, consiste nel volontariamente porre fine alla vita di una persona affinché non soffra. Si tratta di ucciderla, diciamo le cose come sono. E allora è rispettare la persona, anche se lo chiede, anche se uno mi chiede uccidimi, ucciderla e rispettarla, io penso no. Io proprio perché ti rispetto, ti accompagno, ti aiuto in quanto mi sarà possibile e ti sarà possibile a ritrovare il senso della tua vita, a superare le sofferenze, eccetera, ma non chiedermi di porre fine alla tua vita, perché ti rispetto.